Signora Rita, buongiorno, bentornata a Buongiorno. casa, a Favara. Come sta? Bene, Ah, sono contento. sto bene. Ringraziando te e Maria sto bene. E anche i dottori e tutta l'equipe. Fino all'infermiere e quelle della polizia mi sono trattata benissimo. Ho avuto dei bracci e abbracci di tutti. A Caltagirone, ha detto, sì, A Cartagirone. sì. E allora, lei è tornata a Favara, ora sta assieme ai suoi familiari. Che quando lei è uscita dall'ospedale, che cosa le hanno detto i medici? Mi Che può stare a hanno detto casa? che stavo bene. E può stare a casa tranquillamente, deve indossare qualcosa? Mascherine e guanti, E per quanto tempo? almeno per un mese. Per un mesetto, come tutti coloro che sono guariti. Come si sente ad essere la prima persona che è stata guarita qui a Favara? Felice, felicissimo. Se lo aspettava? No, non me lo aspettavo. E intanto, ieri mattina quando sono venuto alla dottoressa a dirmi lei è guarita, se ne va a casa, ho messo a Sentito? piangere. Ecco. E le dottoresse mi hanno abbracciate tutte e due. È stata una cosa commovente che si hanno commesso fino ad ora. Io so che ha avuto anche i suoi figli che si sono collegati sempre tutti i giorni, Sì, sì, pregavate. sì, sì. E, Hanno fatto trovare tanta biancheria, tante cose. e lì in ospedale si è trovata bene, mi dicevate. Benissimo, benissimo. A Cartagirone mi sono trovata benissimo. A casa mia come se fossi in famiglia. Adesso che si trova a Favara, che consiglio vuole dare alle persone che in questo momento ci stanno ascoltando? Che cosa vuole dire? Di stare attenti a tutti. Mettersi la mascherina e i guanti. E stare attenti a tutto. Insomma, lei ce l'ha fatta, il Signore l'ha aiutata. Io ce l'ho fatta. Gesù e Maria mi ha aiutato. Con le mie preghiere venivano i dottori, mi vedevano la coroncina in mano e mi dicevano, Signora, una preghiera per me. Certo, perché voi date la vita per noi. Signora Sì, Rita, a chi vuole ringraziare? voglio ringraziare la famiglia, tutti quelli che mi stanno vicino, che hanno pregato tanto per me, tutti i vicini, tutti i parenti. E mia figlia mi diceva, mamma, tutti sentono di te e pregano per te. Vi ringrazio tutti. Ringrazio pure il sindaco e il tenente che mi hanno stato tutti vicini. E allora, signora Rita, noi la ringraziamo per la sua testimonianza, le auguriamo di stare bene Grazie, ancora e complimenti per avercela fatta. grazie, grazie, grazie. La ringrazio tantissimo.